Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati all'appuntamento settimanale dedicato al motorsport in Friuli Venezia Giulia. Con noi nella prima parte avremo Walter Marcon che ci illustrerà dell'appuntamento di domenica 29 maggio con il trofeo Nord-Est di Trial a Paluzza. E poi nella seconda parte si parlerà di motori ma anche di vela. Infatti con noi avremo Pierluigi Lotti che ci illustrerà una iniziativa veramente lodevole, la Bull Days Inclusive Sailing Cup. Partiamo con un servizio sull'enduro. Domenica 22 maggio a San Daniele del Friuli si è corsa la terza prova stagionale del campionato regionale di enduro, una gara organizzata dal Motoclub Tagliamento. Il caldo e la polvere hanno condizionato la competizione, specialmente nel cross test, dove proprio la polvere ha riservato diverse difficoltà agli oltre 200 piloti presenti nella cittadina collinare. Trionfo del veneto Roberto da Canal del Motoclub Arsier su Honda 250 4 tempi del Team Specia, che ha avuto la meglio sul talentuoso pilota di casa Vanni Cominotto del Motoclub Tagliamento sulla Fantic 450 4 tempi, che lo ha tallonato per l'intera gara. Il rider di Dignano ha tagliato il traguardo con soli 6 secondi di ritardo dal vincitore. Ottima prova per Christian Murgut, in sella la KTM 300, il pilota del Motoclub Medeot conclude al terzo posto dell'assoluta, conquistando la vetta della classe Junior 2 tempi. Gara da incorniciare per Thomas Bastiani, giovane pilota classe 2005 del Motoclub Manzano, che chiude al quarto posto assoluto e primo tra i cadetti con la Fantic 125 del Team Specia. Quinta piazza per Kevin Quass del Motoclub Albatros su Honda 400, che fa sua anche la classe Senior 450. Completano la top 10 Davide May, sesto, Mattia Carpi in settima posizione, Filippo Tagliapietra che conclude in ottava posizione, seguito da Alexei Vuerli, nono. Decimo assoluto Willy Della Pietra che conquista anche la classe Expert 4 tempi. Nella gara femminile a San Daniele, da registrare la vittoria di Rada Quass. Simone Dario fa sua la classe Junior 4 tempi. Nella Senior 250 4 tempi firma la vittoria Federico Oliana. Andrea Dapit conquista la classe Senior 2 tempi, mentre tra i Master vince Luca Fanna. Oltre alla seconda posizione dell'assoluta Vanni Cominotto, regola gli avversari vincendo la classe Master 4 tempi. Nella Expert 2 tempi la spunta Michele Manfè. Luca Brollo conquista la Veteran mentre Ivo Zanatta firma la vittoria in classe Super Veteran. Nella Ultra Veteran la spunta il triestino Fabrizio Riaz. Tra i motoclub successo del Manzano che conquista la categoria riservata alle squadre davanti al Pino Medeot e al Motoclub Trieste. Fine settimana di nuovo con il Trial in Carnia, questa volta a Paluzza sotto il focus con un evento a carattere ambito nord-est Italia. Sì, ti ringrazio, carattere territoriale questa volta, comunque a valenza nazionale, è sempre un campionato organizzato e promosso dalla Federazione Motociclistica Italiana, si chiamerà Trofeo Nord-Est per la prima volta, è a carattere interregionale, quindi piloti del Friuli, Veneto, Trentino Alto Adige con qualche sconfinamento in Lombardia e per la prima volta nel sito di Paluzza. Ringraziamo l'amministrazione comunale per tenere a battesimo questa ulteriore manifestazione organizzata dal Motoclub Carnico domenica, quindi 29 maggio, presso la Torre Moscarda, ovvero sia nella fossa anticarro sottostante, in località Moscardo, dalle ore 9, 80-85 piloti si cimenteranno nella seconda tappa di questo trofeo Nord-Est organizzato appunto dal Motoclub Carnico a Paluzza. 8 saranno le zone controllate da ripetersi 3 volte, 4 bellissime, interessanti dal punto di vista tecnico e paesaggistico, inserite proprio sottostanti a pochi metri dalla Torre Moscardo, e 4 dirimpettai nell'alveo del torrente But. E saranno impegnati anche in mini trial e questi percorreranno 5 delle 8 zone, la numero 1, la 5, 6, 7 e 8 da ripetere appunto 3 volte anche loro.
Ci sarà anche la TR2, perciò lì parliamo già di piloti che possono regalare uno spettacolo non indifferente. Per la prima volta nell'ambito del trofeo Nord-Est, ovvero sia dell'ex interregionale praticamente Triveneto, ci sarà la categoria TR2 percorso blu a livello semi-professionistico, quindi gli ostacoli sono importanti e interessanti. 5 saranno solo i piloti impegnati, 4 nella nostra provincia e 1 del Veneto, del Bellunese. Con un punto di orgoglio sto a significare e esprimere questa categoria perché, come dicevo, di questi 4 piloti, uno è Brunisso di Pagnacco, uno è Gabriele Agostini del Motoclub Carnico, 2 sono i fratelli Craigoro di Paluzza proprio, quindi correranno in casa, e l'ultimo sarà Feltrin di Belluno. Quindi ci sarà da combattere, le zone saranno interessanti dal punto di vista tecnico, ci saranno dei bei stacchi, quindi con belle inerzie che questi piloti dovranno percorrere, e poi ci sono le classiche categorie. 8 saranno le categorie differenziate con diversi colori che si sfideranno su queste 8 zone. C'è stata Paolaro, poi Tolmezzo, adesso Paluzza, che è una novità. Volete come Motoclub Carnico giustamente far conoscere questa disciplina un po' in tutta la Carnia? Sì, questo è vero. Dopo Tolmezzo più volte ha ospitato il campionato italiano, Paolaro, c'è stata Arta nei passati anni che ha ospitato il Triveneto, questa volta il comune ospitante, di cui ringrazio l'amministrazione, e sarà Paluzza, ma l'intenzione del Motoclub Carnico è quello di cercare sempre più adepti e portare praticamente nel territorio, per quanto possibile, questa disciplina, perché è una disciplina molto spettacolare, diciamo a impatto zero dal punto di vista dell'inquinamento. La componente, come tutti sapete, non esiste, ci sarà solo la componente dell'abilità, la velocità non esiste, come dicevamo, quindi tutto si conclude in un percorso di pochi metri, ripeto, pochi metri. Nell'ambito di 1,5 chilometri ci saranno tutte le zone da ripetersi 3 volte, quindi voglio dire, dal punto di vista anche chi è un detrattore rispetto alle manifestazioni motociclistiche, devo dire che questa volta abbiamo proprio centrato l'obiettivo. Come Motoclub Carnico godete di una grande credibilità internazionale anche in seno alla Federazione Motociclistica Internazionale dopo diversi mondiali, non solo del trial. Questo vuol dire anche gettare le basi per un futuro ancora internazionale a livello di eventi. Ti ringrazio per la domanda. Quest'anno ci siamo concentrati comunque sempre sotto legge della Federazione Motociclista Italiana nell'organizzazione di questo trofeo Nord-Est Italia. Le prossimi impegni devo essere con una punta di orgoglio. Qui ringrazio tutti i componenti del Motoclub Carnico, tutto il sodalizio che da anni sostiene e ci sostiene, ma anche le amministrazioni territoriali, perché abbiamo inoltrato domanda alla Federazione Mondiale affinché nel 2024 ci sia la possibilità di poter organizzare a Tolmezzo, spero a Tolmezzo, visto che sono tolmezzino, il clou, per quanto può concernere una gara iridata, quindi è la conclusione dell'anno iridato internazionale, ovvero l'organizzazione del Trofeo delle Nazioni, che diciamo è l'Olimpiade a squadre del trial, quindi piloti che provengono da tutto il mondo, suddivisi in categorie anche lì secondo l'abilità. Chiaramente Spagna, Italia, Francia, Inghilterra saranno nel gruppo 1 a seguire le nazioni secondarie. Lo abbiamo già proposto nel 2011 a Tolmezzo, è stato un grandissimo successo, perché diciamo che c'è più il contorno anche, come posso dire, non solo agonistico, non solo atletico, ma c'è anche il contorno proprio di dare una visibilità, una possibilità agli atleti, ma anche a chi possa vedere, di essere una giornata proprio di festa, perché diciamo che la competizione esiste senz'altro, ma anche i piloti sono più rilassati, e di conseguenza, perché la stagione è finita, e possono garantire un grandissimo spettacolo. Speriamo che questa richiesta possa essere esaudita, ma ritengo che possa andare nella direzione giusta. 2011 c'era un giovanissimo Matteo Grattarola che quest'anno ha dimostrato altissimi valori in campo gara ed è in continua crescita, pur non essendo più un giovanissimo. Ti convengo con te, per me è una grandissima soddisfazione come appassionato e come italiano, perché
Il Motoclub Carnico ha dato la possibilità l'anno scorso, come tutti ben sapete, nella gara Tolmezzina, che Matteo si sia classificato al terzo posto senza alcun aiuto, senza alcuna situazione di vantaggio. Spieghiamo perché qualche malalingua potrebbe anche dire lo hanno favorito essendo la gara in Italia. E questo non è stato assolutamente vero, e questo ho avuto modo di poterglielo confermare anche in seno al Trio delle Regioni, ospitato proprio a casa sua a fine stagione. Si è dimostrato un grandissimo talento, tant'è che ha replicato e migliorato la terza posto di Tolmezzo sia in Francia che in altre gare. Quest'anno si sta andando benissimo anche nel Trial Indoor, gara praticamente che viene svolta con i maggiori atleti all'interno dei palazzetti di sport di tutto il mondo, se chiaramente stiamo parlando dell'Europa, e sta dimostrando di essere veramente in crescita, magari un po' tardi, a 34 anni e dell'86, quest'anno avrà 35, ma si sta dimostrando un grandissimo atleta. Ma mi viene da pensare che il trial sia uno sport molto longevo, perché come tu ben sai abbiamo Raga che è dell'82, quindi a 40 anni difficilmente può essere scalzato neanche dalle nuove leve del secondo posto, ogni tanto insidia il primo posto Tony Bow, abbiamo Tony Bow dell'86, quindi abbiamo tutti atleti che sono discretamente datati. Qua c'è stata la vittoria lo scorso anno di Fujinami, che non è più un giovanotto, il giapponese. Che purtroppo si è ritirato, ma lui era dell'81 e ha dimostrato l'anno scorso a Tolmezzo con la Montesa di dimostrare quanto è stato bravo e che valente pilota sia stato. Devo proprio dire con una punta di orgoglio che il trial ti mantiene giovane e dà la possibilità a questi talenti, a questi atleti che sono dei veri atleti, di poter andare avanti negli anni, non so come, ma riescono a farlo. Buonasera, assieme a noi abbiamo Pierluigi Lotti, ci parlerà della Bull Days Inclusive Sailing. Ben trovato. Ciao Marco, ben trovato anche a te. Allora, parliamo di una manifestazione che coniuga le quattro ruote, motori, la vela con l'inclusività. Queste tre parole sono la miscela esplosiva per questa iniziativa, che è tuttora in svolgimento, perché è partita il 14-15 mi sembra, e 15 terminerà domenica da Trieste. E terminerà a giugno inoltrato. Andiamo a spiegare, poi ci saranno anche le immagini che racconteranno di questa gran bella avventura che tu, lo ricordiamo, sei uno degli organizzatori di questa Bull Days Inclusive Sailing. Condivido questa avventura assieme ad altre 4 persone che tra loro hanno un filo comune, ma che vengono da esperienze totalmente diverse. Però la Bull Days Inclusive Sailing Cup nasce sostanzialmente da 3 collaborazioni. 3 collaborazioni che, come ti dicevo, apparentemente non hanno un filo, un nesso tra di loro, ma vorrei partire dai 3 ingredienti. Il primo, l'ingrediente istituzionale, la FAI Sport, che molti conoscono per mezzo del suo vulcanico presidente, che è Giorgio Zammarchi, che è molto presente in tutte quelle che sono iniziative legate al mondo dello sport paralimpico. Nel 2018, in occasione di un evento fatto a Maranello, nella quale è stata sottoscritta una lettera di intenti tra il comune di Maranello e la FAI Sport per la promozione dello sport, del coinvolgimento delle persone disabili nello sport, il sindaco di Maranello disse allora a Giorgio uno stesso documento è stato sottoscritto pochi mesi fa con la municipalità di Montecarlo. Qui arriva il secondo ingrediente. Il secondo ingrediente è la New Zealand. New Zealand nel 2021 i ragazzi della FAI Sport, ospiti alla Barcolana, ormai da una collaborazione decennale con la Lega Navale, conoscono l'armatore friulano, peraltro poi racconteremo anche questa storia, l'attuale armatore di New Zealand. Spieghiamo New Zealand, che è praticamente un'icona della vela, ha vinto il Giro del Mondo, mi sembra 93. La White Bread Sailing Cup è un giro del mondo di 32.000 miglia attorno al mondo. Lei appartiene alla classe Catch, per cui parliamo di imbarcazione di maxi yacht. Un pezzo di storia della vela. È la storia, cioè chiunque, anch'io che sono avvezzo un po' al mondo delle imbarcazioni, quando mi parlarono di New Zealand
sapevo esattamente di che cosa stavano parlando, di questa barca a vela iconica, conosciutissima, che ha fatto questa incredibile giro del mondo, battendo ogni record. Allora, parliamo di un'imbarcazione che già nel 92, quando è stata varata, era totalmente in carbonio, con molte parti in titanio, in magnesio, cioè veramente parliamo di qualcosa che per l'epoca ha stravolto un po' tutti i canoni delle imbarcazioni. Quindi questi ragazzi a bordo della New Zealand e allora il terzo ingrediente, i motori, in occasione di un evento sempre nel 2021, un evento motoristico che si è tenuto a Udine, Black Ship Garage, che forse tu conosci di cosa stiamo parlando, Certo. abbiamo conosciuto in quell'occasione Stefano Cigana, che è il presidente del Bull Days Monte Carlo, che è una community di 1200 circa proprietari di Lamborghini di tutto il mondo. Da questi tre ingredienti è nata l'idea di creare un qualcosa, un sogno, che tra l'altro è nato in pochi mesi, di questa circumnavigazione dell'Italia, partendo da Trieste, toccando 6 porti d'Italia. Il primo è stato già raggiunto da poco e oggi sta veleggiando verso Palermo, successivamente ci sarà Napoli, ci sarà Pisa, Genova e poi l'ultima tratta, che da Mentone arriveremo a Monte Carlo, dove le Lamborghini del Bull Days si riuniranno in questo ideale viaggio attorno all'Italia con New Zealand e i ragazzi della Fai Sport, che saranno a bordo per l'ultimo tratto, con entrata trionfale in porto a Monte Carlo. Diciamo che i ragazzi della Fai Sport erano già stati coinvolti in un evento, tra l'altro dove erano presenti le telecamere di Telefriuli assieme alle Frecce Tricolori, perciò a rivolto, e lì si è già capito che c'era una grande simbiosi tra questi ragazzi che hanno potuto provare anche delle vetture spettacolari e voi come organizzatori, perciò diciamo è cambiato un po' il modo di includere questa volta un qualcosa di nuovo, sempre in ma c'è anche la vela, perciò l'iniziativa direi ancora molto più interessante in considerazione che viene proiettata in tutta Italia. Assolutamente, assolutamente. La visibilità che sta avendo questa manifestazione ha un eco non solo italiano ma addirittura internazionale. Pensa che la stessa New Zealand, cioè parliamo della nazione, è stata coinvolta perché ha un affetto nei confronti di questa imbarcazione che è storica, per cui già il fatto di averla refittata, si dice in gergo tecnico, l'ho imparato anch'io, da parte dell'armatore, hanno avuto tutto il supporto, consegnandoli disegni, tutto ciò che avevano per riportare New Zealand a quello che erano i fasti del 92, quando poi ha vinto nel 93-94 questo giro del mondo. Quindi sì, assolutamente l'eco che sta avendo questa manifestazione va al di là di quello che erano le nostre più rosee aspettative. Ma il marchio Lamborghini non sarà l'unico coinvolto, perché c'è anche una special guest, un altro marchio veramente da grido per chi ama le hypercar. Lo parliamo di un marchio presente a livello mondiale e ci sarà anche lui. Lo spieghiamo chi? Assolutamente sì, lo special guest è la Pagani Automobili, che per tramite del suo fondatore e nonché designer dell'automobile Orazio Pagani, con cui io ho un'amicizia più che decennale, sarà presente a supporto della Fai Sport. Perché? Perché da sempre, da quando io conosco Orazio Pagani, ha sempre avuto un'attenzione molto forte in tutto ciò che erano iniziative a favore di persone o situazioni meno fortunate di chi ha la fortuna, la possibilità di possedere queste vetture, e quindi una parte del cuore, diciamo, di Orazio è aperto a quelle che sono iniziative legate, torno a dire, a quello che è il mondo
dell'inclusività in questo caso, perché l'inclusività non è solo disabilità, ma l'inclusività rappresenta tantissime cose. Faccio un esempio: in uno dei porti che andremo a toccare, uno dei temi dell'inclusività, incontreremo delle persone che hanno fatto un percorso di vita che le ha portate in carcere, quindi parliamo di ex carcerati, per quello che è la reimmissione nel mondo della socialità. Quindi lo special guest Orazio è presente con la sua automobile, lo è stato a Trieste, e contiamo di averlo poi all'arrivo a Monte Carlo per la conclusione di questa circumnavigazione. Ecco, una volta arrivate poi ci sarà anche una fusione tra quella che sarà appunto in questo caso New Zealand e il marchio Lamborghini, principalmente in quel di Monte Carlo, perciò sarà una miscela esplosiva, soprattutto con un messaggio ben preciso, l'inclusività. Ne hai parlato un attimo fa. Assolutamente sì. Noi arriveremo in porto, a Porto Ercole, il 23, raggiungerò anch'io i miei compagni di avventura, oltre che a Napoli sarò presente anche a Monte Carlo. Il 23 in New Zealand arriva a Porto Ercole partendo da Mentone con i ragazzi a bordo, della Fai Sport, sarà una breve cerimonia di benvenuto. Il giorno successivo inizia il Bull Days vero e proprio, le Lamborghini cominceranno ad affluire alla città di Monte Carlo, dove avranno dei passaggi iconici e caratteristici della città, e il giorno 25 la Bull Days Inclusive Sailing Cup si riunirà in tutti e tre quelli che sono gli elementi che ho detto prima per la festa del mare organizzata dal Principato presso lo Yacht Club di Monte Carlo, e in quell'occasione verrà presentata una barca a vela progettata per ospitare equipaggi disabili, tutti disabili, e ci sarà anche un meeting tra la Fai Sport e la Special Olympics, un meeting di nuoto. Quindi questi ragazzi con i ragazzi della Special Olympics di Monaco faranno un meeting nelle piscine della Monegasche in cui si scambierà quelle che sono le esperienze sportive di questi ragazzi, perché voglio ricordare, è vero che c'è una disabilità, ma sono tutti ragazzi che hanno dimostrato per le loro azioni che si può fare sport anche ad altissimo livello, pur non avendo la fortuna, qualcuno dice la fortuna, io valuterei diversi aspetti, perché in certe discipline io mi sento molto, molto meno preparato di quanto lo sono questi ragazzi che, come si è detto, hanno delle disabilità, però sono degli atleti che hanno vinto delle gare internazionali, quindi ci sarà questa kermesse. Il tutto si concluderà, come dico, a Monte Carlo, nella quale si rinnoverà tra la municipalità monegasca e la Fai Sport questa lettera di intenti per la promozione del messaggio dell'inclusività. Una straordinaria iniziativa, ringraziamo della presenza Pierluigi Lotti, ci ha raccontato Grazie. un po' la Bull Days Inclusive Sailing Cup, un'iniziativa che spero sia la prima di una lunga serie. Grazie della tua partecipazione e un buon lavoro, perché fino al 26 ce n'è ancora da fare. Grazie e buona serata. Sì, c'è molta strada. Grazie anche a te Marco, e grazie anche ai miei compagni di avventura che sicuramente non sono qua presenti, ma è come se lo fossero. Primero